XII arriverà in Veneto. L'impegno oggi in Vaticano nel corso di un breve colloquio con il presidente della regione Alberto Stefani, pronti ad accoglierlo, dice il governatore. Nell'informativa alla Camera, tra i temi l'appello di Giorgia Meloni alle regioni sul tema sanità, l'issesa attesa l'ipotesi della zona economica semplificata estesa a tutta Italia, ma tra le riforme nessun passaggio sull'autonomia. Tragico schianto fra 3 auto e una moto a Pian di Vedoia lungo la statale 51 Alemagna, tempestivi ma vani soccorsi. Nell'impatto il Centauro, un 34 anni di Longarone, perde la vita. Caccia alla banda che nella notte ha colpito l'Imoco Center, danni e razzie di soldi, gadget e magliette a 48 ore da gara 1 delle finali scudetto. Brutto risveglio, ma restiamo concentrati sulla partita, dice il presidente Garbellotto. 3 anni dopo la tragedia della Marmolada, i glaciologi dell'Università di Padova sono tornati con droni e georadar ad indagare un nuovo tratto del ghiacciaio. Presentata a Genova la Dunata Nazionale degli Alpini Penne Nere, già in fermento, la città della Lanterna aspetta almeno 400.000 persone. Dopo anni di attesa, via libera della Commissione provinciale per l'apertura della curva sud dello stadio Euganeo. Il nuovo settore verrà inaugurato domenica 12 aprile con la partita Padova-Empoli. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Questi dunque i titoli, l'avete sentito, Papa Leone arriverà in Veneto, l'impegno oggi in Vaticano nel corso di un breve colloquio con il presidente della regione Alberto Stefani. Intanto la premier Meloni ha parlato alla Camera lanciando un appello alle regioni sulla sanità e annunciando una ZES unica per il paese, nessun riferimento però all'autonomia. Oggi con gli atleti olimpici e paralimpici ho condiviso una grande emozione, quella di incontrare Papa Leone. In un breve colloquio gli ho chiesto di poter venire in Veneto e la risposta è stata positiva. Non ci sono ancora i dettagli, ma l'impegno del pontefice è stato chiaro nel giorno in cui nelle sale clementine del Vaticano sono stati accolti gli atleti di Olimpiadi e Paralimpiadi con i rappresentanti dei territori coinvolti, Veneto su tutti, e certamente l'arrivo di un Papa è a sua volta un evento ancora vivide nella memoria collettiva, le visite di Francesco a Venezia e Verona nella primavera del 2024. Allora in questa terra accogliente, amica dello sport e solidale, non ci resta che accogliere Papa Leone, saremmo tutti orgogliosi di aspettarlo qui. Papa Leone che in questi giorni sta mobilitando la Chiesa per la pace, non più semplici esortazioni ma veri e propri appelli, compresa la condanna dei toni usati dal presidente Trump nel conflitto in Iran, guerra globale con ripercussioni locali, lo stesso governo si sta preparando a un'onda lunga della crisi. In quel caso riteniamo che non dovrebbe essere un tabù ragionare di una possibile sospensione temporanea del patto di stabilità e crescita, non una deroga per singolo Stato membro, ma un provvedimento generalizzato. A proposito di strumenti, Giorgia Meloni nel corso dell'informativa alla Camera ne rilancia uno in particolare, spesso richiesto anche dalle imprese a nord-est. Stiamo infatti studiando le modalità tecniche per riprendere alcuni dei meccanismi, in particolare quelli di semplificazione della ZES unica, che si sono rivelati più efficaci, e applicarli a tutto il territorio nazionale. Insomma, estendere a tutti una misura usata soprattutto per il sud del paese, dove assicura Meloni si continuerà a investire per colmare un divario storico. Di contro, nessun riferimento esplicito alla riforma dell'autonomia, tanto meno a quella del premierato, e questo nel corso di un'informativa incentrata sui principali punti da portare a termine da qui a fine legislatura, con la Presidente del Consiglio che ha parlato invece di fisco e inevitabilmente di giustizia dopo la debacle referendaria. Non è mancato allo stesso tempo un messaggio diretto ai governatori, soprattutto sul fronte della sanità e delle prestazioni minime da garantire ai cittadini, tema anche recentemente di scontro istituzionale. Lo Stato e le Regioni non lavorano insieme, fianco a fianco. Il meccanismo si inceppa e a pagarne le conseguenze sono in ultima istanza i cittadini. Ecco perché voglio anche rivolgere alle Regioni una disponibilità e un appello. Facciamo squadra, perché l'esito di questa sfida dipenderà dalla capacità che avremo soprattutto di lavorare insieme. Siamo alla cronaca, una persona è morta nello schianto tra un'auto e una moto, tragedia sulla 51 di Alemagna, poco prima delle 14 di oggi, all'altezza dello svincolo autostradale della 27 a Pian di Vedoia.
Lo schianto è stato violentissimo e dagli esiti purtroppo infausti. Un motociclista di 34 anni, Vincenzo Elefante, di Longarone, ha perso la vita nello scontro accaduto poco prima delle 14 di oggi all'altezza dell'uscita della A27 a Pian di Vedoia, in comune di Ponte nelle Alpi. La dinamica della terribile collisione fra la moto e 3 auto è valutata in queste ore dai carabinieri arrivati a Pian di Vedoia assieme ai mezzi di soccorso. Tra questi l'elicottero del SUEM decollato dalla base di Pieve di Cadore è rientrato subito dopo l'accertamento della morte del giovane Centauro, il cui corpo è rimasto sull'asfalto il tempo della definizione del nulla osta disposto dall'autorità giudiziaria. Tra le cause al vaglio l'eccessiva velocità o forse anche un'errata manovra dei conducenti delle auto coinvolte o dello stesso motociclista che, secondo le primissime informazioni, aveva imboccato la 51 di Alemagna in direzione Longarone dopo essere uscito dallo svincolo della A27. La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale ha operato per la gestione dello scenario emergenziale già ipotizzato in una recente esercitazione per un medesimo evento sull'Alemagna. I disagi per gli automobilisti sono stati inevitabili, dapprima per le lunghe code, poi per la decisione di ANAS che dalle 14 ha disposto la chiusura della statale in entrambe le direzioni per consentire la gestione dell'intervento con le uniche deviazioni possibili verso Belluno in direzione nord e Soverzene nel senso contrario. L'omicidio di Maria Pellegrini è avvenuto a Casalserugo il 10 dicembre 2008. Dopo la riapertura del caso la scorsa estate si è svolto l'incidente probatorio basato sull'esame del DNA. L'avvocato difensore dell'indagato, un 47enne di origine albanese, il mio assistito, dice si è sempre dichiarato estraneo ai fatti. Sin da subito lui si è dichiarato totalmente estraneo. Non esclude il processo, ma le prove biologiche raccolte aprono a diverse letture. A parlare l'avvocato trevigiano Fabio Crea, il legale del 47enne di origine albanese, iscritto da luglio nel registro degli indagati della Procura di Padova per l'omicidio di Maria Pellegrini, un fatto di sangue che sconvolse la comunità, che risale a quasi 18 anni fa. Maria Pellegrini, 78 anni, viveva a Casalserugo, maestra d'asilo in pensione, ma proprietaria di una fortuna che ammontava a circa 10 milioni di euro in patrimonio immobiliare, era stata trovata senza vita, soffocata in camera da letto il 10 dicembre del 2008. Un panno le aveva coperto la bocca, un pezzo di scotch il naso. Proprio da qui sarebbe tratto il DNA, risultato compatibile con quello del 47enne, che nel frattempo era stato incarcerato a 2 palazzi per rapina. L'incidente probatorio ha cristallizzato la perizia dei RIS di Parma per la procura, che avrebbe rintracciato anche materiale biologico di una seconda persona oltre alla vittima, diversa la lettura del perito incaricato dalla difesa. Contestiamo la riconducibilità certa della traccia di DNA che è stata rinvenuta, una delle tracce di DNA che è stata rinvenuta sul pezzo di scotch, che sia attribuibile all'assistito, questo perché la percentuale di DNA è inferiore rispetto a quella che scientificamente e giuridicamente può essere attribuita con certezza a un indagato. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che è una traccia comunque mista, in cui ci sono almeno altri 3 o 4 profili di contributo di DNA maschile, perché essendo un oggetto mobile potrebbe anche il DNA essere stato impresso a seguito di trasferimento in un altro luogo. Esaurito l'incidente probatorio, sarà la PM Luisa Rossi, titolare delle indagini, a decidere se chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato o chiudere l'inchiesta. Si è svolto nel pomeriggio nella chiesa ortodossa di Loreggio all'addio ad Alessio Nicolas Popa, il 21enne morto nel pomeriggio di Pasquetta dopo essere scivolato nel torrente ad Arsiero nel Vicentino. Chi ascolta la mia parola e crede a chi mi ha inviato. Le candele accese in mano, la bara chiara coperta di rose bianche, c'è il silenzio, il dolore, ma anche la gratitudine per la vita di Alessio Nicolas Popa. È gremita la chiesa ortodossa di Loreggia per l'addio al 21enne che viveva con la famiglia a San Michele delle Badesse, frazione di Borgoricco, morto tragicamente lunedì mentre con gli amici festeggiava la Pasquetta in Contrapria ad Arsiero dopo essere scivolato nel tardo pomeriggio nelle gelide acque del torrente Astico. A dirgli addio c'erano la
mamma, il papà, la sorella, il compagno della mamma. C'erano soprattutto tanti amici che hanno voluto ricordare il bene seminato da Alessio Nicolas. Ognuno di noi ha conosciuto in modo diverso, chi di più e chi di meno, ma tutti abbiamo visto la stessa cosa. È una persona speciale. Anche chi non lo conosceva da tantissimo tempo ha capito subito quanto era importante, sempre disponibile, gentile, uno su cui si poteva contare, un vero amico, un vero fratello. Al termine della funzione, dopo la benedizione e il saluto nel piazzale, gli amici avevano le rose bianche quasi a proteggere Alessio Nicolas, affidato ai palloncini bianchi fatti volare in cielo. Alessio Nicolas riposerà nel cimitero di San Michele delle Badesse. Ci spostiamo nel Trevigiano, caccio alla banda che nella notte ha colpito a Villorba nel Mirino, è finito l'Imoco Center, spariti soldi, gadget e magliette, indenni trofei della squadra che si sta preparando alla sfida scudetto risveglio amaro, ma restiamo concentrati sulla partita, dice il presidente di Imoco, Piero Garbellotto. Questa mattina ci siamo risvegliati con una brutta sorpresa perché questa notte siamo stati svaligiati, è venuta probabilmente una banda di ladri che hanno scassinato le porte, che sono entrati nel nostro negozio al center, nei nostri uffici. Non è stato un grandissimo risveglio. C'è soprattutto amarezza nelle parole di Piero Garbellotto, presidente di quelle Pantere in procinto di giocarsi l'ennesimo scudetto. Nel mirino dei ladri stavolta è finito l'Imoco Center di Villorba, a ridosso del Palaverde, chiamato a ospitare proprio sabato le finali di Serie A1 contro le avversarie del Milano, il blitz in piena notte alle 3. Hanno rubato parecchio vestiario, hanno rubato anche dei fondi che stiamo ancora quantificando, diremo quelli che sono i danni complessivi, perché hanno lasciato anche una bella confusione, no? I ladri se ne sarebbero così andati con indumenti, gadget e pare 700 euro in contanti. Non sono stati toccati i cimeli e i trofei della squadra, forse perché difficili da piazzare. Credo che sicuramente un'attività che magari è un po' sotto i riflettori anche in funzione della finale scudetto che ormai è dietro l'angolo, è un'attività che per fortuna sta funzionando, possa essere attenzionata anche da qualche malintenzionato. Non è un atto vandalico, è la volontà di fare proprio un furto con scasso, tant'è che, ripeto, le porte non sono state forzate ma scassinate. Immediata la denuncia ai carabinieri e caccia ai malviventi, forse una coppia entrata in azione travisata. Sotto la lente le immagini della videosorveglianza che da queste parti certo non manca. Anche il comune ha messo a disposizione le sue, conferma il sindaco di Villorba Francesco Soligo, che parla di un furto che colpisce non solo una realtà di eccellenza ma l'intera comunità. Per Garbellotto però ora la priorità è un'altra. Quantificheremo i danni, ma credo che la cosa importante per noi in questo momento sia quella di rimanere tranquilli, calmi e concentrati, perché tra 48 ore abbiamo una finale scudetto da giocarci. Ed ora in provincia di Udine, furti in serie a gennaio, banda di rom indagata in 5 davanti al GIP si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Hanno seminato il panico tra metà e fine gennaio con furti a ripetizione messi a segno tra Friuli e Veneto dall'inizio dell'anno. La banda dei rom è riuscita a portare via un bottino complessivo che supera 150.000 euro di valore in una decina di furti. Non hanno però fatto i conti con i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Udine, che controllavano da tempo i loro movimenti, fino a quando non sono riusciti ad incastrarli raccogliendo elementi di prova con attività di intercettazione ambientale e appostamenti. In 5 sono stati raggiunti dall'avviso di garanzia dopo essere stati iscritti nel registro degli indagati dal pubblico ministero Marco Panzeri, che coordina le indagini. Sono comparsi mercoledì davanti al GIP Carlotta Silva per l'interrogatorio preventivo, ma si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Gli indagati sono tutti uomini di età tra i 27 e i 53 anni, alcuni residenti a San Daniele, 2 sottoposti alla detenzione in carcere a Padova e ai domiciliari per altre vicende che li riguardano. Sono accusati a vario titolo di furto e tentato furto, il primo della serie denunciato a Varmo, dove avevano spaccato la porta di ingresso senza però riuscire a completare l'opera, non avendo trovato refurtiva da portare via. Il 15 gennaio a Fiumicello, Villa Vicentina, da una casa riuscirono invece a portar via oggetti di valore e soldi contanti per complessivi 30.000 euro di bottino. Altri episodi riguardano San Michele al Tagliamento in Friuli, poi Spresiano e Maserada sul Piave in Veneto.
A Udine, a metà gennaio, nella frazione di Basaldella, dopo aver fatto razzia di indumenti, borse, scarpe e profumi di valore per circa 100.000 euro, portarono via anche una Mercedes, utilizzando le chiavi dell'auto trovate in casa. Le indagini sono ancora in corso. Torna la DIA nei cantieri del tram, i controlli disposti dal prefetto si sono concentrati nel tratto del SIR 2 lungo via Chiesa Nuova ed il capolinea per evitare possibili infiltrazioni mafiose. Nuovi controlli per verificare che sia tutto in regola nei cantieri del tram. Si tratta di un'opera strategica per la città e il rischio che un cantiere come quello del SIR 2 possa essere oggetto di infiltrazioni mafiose è molto alto. Per questo il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, ha disposto il controllo al cantiere della linea Rubano Padova-Vigonza, nel tratto ovest in prossimità del cantiere del capolinea. A settembre invece era stata ispezionata l'area del cantiere compresa tra la Fiera di Padova e il Cavalcavia San Marco. Essendo un'opera finanziata con fondi PNRR, il Comune di Padova, la Prefettura e APS Holding avevano sottoscritto un protocollo per innalzare il livello della prevenzione dal rischio di infiltrazioni mafiose e di corruzione, controlli mirati anche a tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro. Il sopralluogo nel cantiere è stato condotto dalla Direzione Investigativa Antimafia di Padova, che ha coordinato 30 uomini delle forze dell'ordine per verificare i 26 operatori economici e i flussi finanziari, i 52 mezzi e 71 i lavoratori impiegati nel cantiere. Costanti sono anche i monitoraggi della cabina di regia lungo la linea SIR 3 Volta Barozzo Stazione. Il prefetto di Padova ha espresso soddisfazione per i controlli e per l'impegno nel quotidiano presidio della legalità nel territorio provinciale. 3 anni dopo la tragedia della Marmolada costata la vita a 11 escursionisti, tra di loro 7 vicentini e 2 trevigiani, i glaciologi dell'Università di Padova sono tornati con i droni e georadar ad indagare un nuovo tratto del ghiacciaio. Ci stiamo occupando del tratto sotto Punta Penia che potenzialmente potrebbe presentare gli stessi rischi del blocco che si è staccato qualche anno fa. 3 anni dopo la tragedia della Marmolada costata la vita a 11 persone, georadar e droni tornano per indagare il ghiacciaio nel tratto di Punta Penia, proprio sotto a Punta Fiacconi, dove è avvenuto il distacco del Seracco. I ricercatori del gruppo di lavoro glaciologico dell'Università di Padova e di Parma stanno utilizzando le stesse tecnologie che hanno spiegato il crollo del 3 luglio 2022 su un nuovo obiettivo. Le condizioni sono simili a quelle che avevano determinato il crollo del blocco di ghiaccio. Naturalmente, per verificare se effettivamente siamo in condizioni di rischio è necessario acquisire una serie di informazioni sull'interno del ghiacciaio. È per questo che in questa occasione abbiamo utilizzato anche dei georadar e dei georadar montati su drone, cioè dei dispositivi che consentono di esplorare l'interno del ghiacciaio, valutare lo spessore del ghiaccio e le caratteristiche interne, compresa la eventuale quantità d'acqua presente nei crepacci. L'obiettivo di questa nuova indagine è stabilire se questo punto del ghiacciaio della Marmolada presenti delle condizioni di instabilità e valutarne gli scenari di pericolosità. La Marmolada si sta ritirando ad una velocità forse perfino superiore a quelle che erano le nostre previsioni di qualche anno fa. È un termometro climatico molto sensibile, per cui registra istantaneamente quelli che sono gli incrementi di temperatura a livello globale e quindi anche a livello locale. Le stesse metodologie saranno estese all'Adamello, il più grande ghiacciaio delle Alpi italiane. Presentata a Genova la Dunata Nazionale degli Alpini, Penne Nere già in fermento, la città della Lanterna aspetta almeno 400.000 persone. Nel cuore e negli occhi di tutti ci sono ancora i momenti indimenticabili della Dunata Nazionale di Vicenza, una delle più belle di sempre, e quelli dello straordinario evento di Biella di un anno fa. Ora però è il momento di guardare avanti alla Dunata Nazionale di Genova, in programma dall'8 al 10 maggio. Si tratta della 97esima adunata nazionale delle Penne Nere, che tornano nella città della Lanterna dopo 25 anni, portando con sé oltre 400.000 presenze. Il conto alla rovescia è già partito, manca poco e a Genova tutto è pronto, o quasi. Ormai siamo, oserei dire, addirittura d'arrivo, certamente ci sono ancora alcune cose da sistemare, da puntare, però ecco, ormai la macchina, diciamo, è in via di completamento.
Quella di maggio sarà la 6ª adunata genovese degli alpini, a conferma del rapporto di grande amore che c'è fra le terre di Ponente e le Penne Nere. La città li ha sempre accolti e li accoglierà anche stavolta, quindi certamente, per carità, siamo avanti qualcuno con l'età, quindi ci vuole qualche agio in più rispetto al passato, ma io credo che Genova, come sempre, i genovesi e i liguri accoglieranno gli alpini a braccia aperte. L'ultimo appello è sì per gli alpini, ma viene da dire che sia quasi superfluo visto il successo delle ultime adunate. Però 2 parole il presidente delle Penne Nere le spende anche per i genovesi e i liguri. Quello che voglio raccomandare ai nostri alpini è che si comportino come sempre da alpini, quindi da persone serie che sanno fare festa, farla molto bene, trasmettere quel senso di allegria e di partecipazione e anche di coinvolgere magari i genovesi che qualche volta come tradizione sono un po' restii, ma io sono convinto che i nostri alpini sapranno creare anche qui a Genova quell'area giusta, corretta, di sana allegria da un lato, ma anche di trasmissione di valori, di solidarietà, di condivisione, di amicizia dall'altro. Via libera della Commissione provinciale per l'apertura della curva sud dello stadio Euganeo. Il nuovo settore verrà inaugurato domenica 12 aprile con la partita Padova-Empoli. Finalmente è proprio il caso di dirlo, perché è stato un parto di quelli lunghi, difficili, con tante difficoltà, però adesso ci godiamo questo momento. Alle spalle la curva sud completata, i seggiolini bianchi e rossi con il 1910, l'anno di fondazione della società biancoscudata, pronti per essere usati da oltre 3.000 tifosi che hanno già acquistato per domenica 12 aprile un biglietto storico per essere i primi a sedersi nella nuova curva. Alle spalle però ci sono anche 5 anni travagliati, con un cantiere al centro di un'inchiesta per un sistema di subappalti che ha bloccato per quasi 2 anni i lavori. Quello che ho passato io in questi 5 anni non lo auguro a nessuno, onestamente non lo auguro a nessuno, e nemmeno la soddisfazione di vedere una curva così bella, finita, pronta per ospitare i nostri tifosi, mi può ripagare. L'assessore Diego Bonavina e il sindaco Giordani nel novembre del 2022 furono indagati, le loro posizioni vennero archiviate su richiesta dello stesso pubblico ministero titolare dell'indagine, ma ad oggi 2 tecnici comunali stanno ancora affrontando la vicenda giudiziaria. Il mio pensiero va per i 2 funzionari che hanno lavorato nell'interesse di questo cantiere, hanno lavorato nell'interesse della città e hanno subito delle conseguenze, perché speriamo che si concluda con un nulla di fatto, speriamo che si concluda con una soluzione, ma purtroppo le conseguenze le hanno già subite. Ora si guarda con l'apertura della curva sud avanti e le difficoltà sono quelle che dovranno affrontare i giocatori nella partita contro l'Empoli, in ballo il posto in Serie B. C'è una partita che è molto importante per la salvezza del calcio Padova, e credo che tutta la città, perché la squadra è patrimonio della nostra città, la squadra si deve veramente far di tutto per poter portare a casa un risultato positivo. Gli ultras, dopo le proteste per i ritardi del cantiere, torneranno allo stadio e saranno proprio in curva, i biglietti esauriti 24 ore prima dell'apertura della prevendita. I tifosi hanno dato una risposta veramente molto forte e noi li cercheremo o meglio, manterremo queste tariffe anche per le prossime 2 partite casalinghe per chi sottoscriverà il pacchetto, che ricordo non coinvolge soltanto la curva, ma coinvolge anche la tribuna est, la tribuna Fattori e la tribuna ovest, proprio per cercare di avere quanta più gente possibile allo stadio a sostenere la squadra in queste ultime partite che sono fondamentali. I lavori della curva sud erano iniziati nel 2021 in pieno Covid, poi l'inchiesta, il rincaro delle materie prime. Il cantiere non ha solo subito i ritardi del sequestro, ma anche il raddoppio dei costi, da 5.700.000 euro a 13 milioni di euro, costi che includono la realizzazione di 2 palazzetti dello sport, il cui progetto esecutivo è completo ma non sono ancora pronti. Ed è davvero tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.